Abbiamo presentato questa mozione per un motivo molto semplice. In questi ultimi 5 anni ci siamo occupati di impianti di depurazione acque, ci siamo occupati nello specifico di uno dei più grandi impianti di depurazione delle acque della nostra regione. Abbiamo fatto anche varie interrogazioni all'assessore Scocimarro. Abbiamo ricevuto spesso risposte che poi non erano neanche attinenti alla realtà. Abbiamo fatto ulteriori verifiche, siamo andati avanti ovviamente anche dopo il tavolo e il focus group che era stato aperto proprio nel gennaio del 2019 e chiuso di fatto con quell'intervento in quarta commissione, quindi nel luglio del 2019, che era un focus group specifico proprio sull'impianto di depurazione di Lignano Sabbiadoro. Quindi non era generale sugli impianti di depurazione né della provincia di Udine né della regione, ma era solo su quell'agglomerato. E già quella volta avevamo detto che ovviamente per qualcuno la partita poteva essere conclusa lì con i dati che erano stati presentati, per noi no. Noi sappiamo che anche dopo quel tavolo, dopo alcuni interventi che ci sono stati nel 2018, l'impianto di depurazione di Lignano Sabbiadoro ha avuto 2 sforamenti di legge nel mese di agosto sia del 2020, anche praticamente in tempi di Covid, che 2021, il che ovviamente dimostra che ancora delle problematiche ci sono per quell'impianto di depurazione. Recentemente è stato presentato un progetto che doveva porre, diciamo così, non fine alle problematiche dell'impianto, perché lo sa anche il gestore che non avrebbero posto fine a nulla neanche con quel progetto, ma io credo che solo il titolo sia eloquente, Assessore, rispetto a quelle risposte che poi lei anche ci ha dato in commissione, quando ci ha sempre detto va tutto bene, l'impianto rispetto alle autorizzazioni rilasciate, rispetto alle normative e quant'altro, perché il titolo del nuovo progetto parla di completamento del primo e del secondo lotto che dovevano già essere completate nel 2015 e che, essendo state ritenute completate nel 2015, hanno visto anche il riconoscimento del 100% dei contributi regionali concessi a chi quel primo e secondo lotto ha realizzato. Ora mi chiedo come sia possibile che 7 anni dopo si intervenga a completare opere che in teoria dovevano già essere state completate. Allora, siccome negli anni mi è sempre stato detto anche dallo stesso gestore, ma perché ti occupi solo di Lignano come se fosse qualcosa di particolare o speciale? Noi abbiamo iniziato a occuparci di Lignano perché da lì abbiamo ricevuto le prime segnalazioni di quello che non andava e ovviamente poi era tutto comprovato anche dalle analisi di ARPA e FVG, quindi non analisi di terzi o di chissà chi. E ci siamo occupati anche di altri impianti, così come ci è stato chiesto dal presidente della società che li gestisce, che è anche curioso che qualcuno ti dica no, ma non occuparti solo di quello, guarda che in laguna sversano anche altri impianti che gestisce lui però, che questa è la cosa curiosa, e che però li autorizza la regione stessa. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo riscontrato tutte le cose che trovate scritte in questa mozione e che francamente vanno in contraddizione con quelle che sono le stesse normative, non solo europee che esistono da 31 anni, non solo nazionali che esistono da 16 anni, non solo, anzi, e anche, mettiamola così, dalle normative regionali che ormai sono vigenti da almeno 4 anni con l'approvazione delle norme tecniche di attuazione del piano regionale di tutte le acque. Vedo che la cosa fa sorridere l'assessore, mi fa piacere. Assessore, c'è poco da ridere, Assessore. A me fa piacere che lei rida coi colleghi, ma c'è poco da ridere. Lo so, questo denota quanto stavo attento a quello che dicevo. Comunque, detto questo, ci sono ovviamente delle leggi
e delle norme che in teoria devono essere applicate. Se le leggi e le norme non vengono applicate, poi si interviene in altri modi. Intervengono altri enti che non sono di nostra competenza, ovviamente, però può intervenire anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, che è l'ente che autorizza gli impianti, autorizza gli scarichi, il funzionamento. E quindi, siccome la competenza ormai è tutta della Regione Friuli-Venezia Giulia, noi abbiamo presentato questa mozione per porre l'attenzione su un problema reale, che è anche quello della differenza con cui noi rilasciamo le autorizzazioni a seconda dei territori. Faccio un esempio. Ci sono territori nella provincia, cioè ci sono impianti di depurazione nella provincia di Pordenone a cui viene chiesto non solo il rispetto dei limiti di legge per quanto riguarda alcuni batteri che si possono trovare nei reflui, ma anche ad esempio della salmonella. Questo avviene in una provincia su 4 della nostra regione e non si capisce perché. Cioè non c'è un senso logico. L'unico senso è che i dirigenti che seguono le pratiche derivano ovviamente dalle singole province, adesso si ritrovano tutti sotto, diciamo, la regione Friuli-Venezia Giulia, ma le pratiche vengono svolte evidentemente in 4 modi diversi. E questo anche non ha senso. E quindi, siccome noi abbiamo anche ricordato nell'ultimo paragrafo di questo testo, la regione Friuli-Venezia Giulia ha il bellissimo primato, di cui si vanta spesso e volentieri, cioè non lo fate mai, però dovreste vantarvi, dovremmo vantarci, perché poi evidentemente non sono colpe solo di questa amministrazione e ci mancherebbe altro, anzi proprio con le procedure di infrazione voi non c'entrate nulla, ma è tutto in capo a chi c'era prima, ma ci siete stati anche voi, diciamo come forze politiche, al governo sia delle province che delle regioni. Noi siamo l'unica provincia d'Italia, insieme alla Sicilia, a essere stato oggetto di tutte e 4 le procedure di infrazione che riguardano la direttiva acque del 91. Noi e la Sicilia. Allora è vero e posso capire già la controdeduzione. Questo avviene perché noi i controlli li facciamo e quindi scopriamo quali sono gli impianti in procedura di infrazione rispetto magari ad altre regioni che fanno i controlli meno. Può essere, però lo siamo. Ed essere in procedura di infrazione per i cittadini di questa regione e per i cittadini di questo paese vuol dire pagare soldi in sanzioni e non vedere neanche gli impianti sistemati. Tant'è che rispetto alle procedure che sono anche datate ormai di qualche decina d'anni, alcuni degli impianti oggetto di procedure di infrazione devono essere ancora ultimati. Ci sono invece poi altri impianti che, diciamo, potrebbero essere oggetto di procedure di infrazione e che non sono mai stati segnalati come tali neanche alla Comunità Europea. Il motivo mi sfugge, anche perché, faccio un esempio, l'impianto di depurazione delle acque di Servola, che lei conoscerà bene, Assessore, ha avuto 40 milioni di euro di fondi europei per essere sistemato. 40. È grande come l'impianto di Lignano d'estate. 200.000 abitanti Trieste e 200.000 presenze Lignano. A Lignano lo vogliamo sistemare quel depuratore con 2 milioni. Allora, io dico, se serve o perché dobbiamo arrivare alla procedura di infrazione affinché arrivino i soldi per sistemare un impianto che tutti quanti sappiamo che deve essere sistemato e che non lo dico io che deve essere sistemato. È stata la sua direzione nel 2017 a obbligare il gestore a sistemare l'impianto di depurazione. Sono passati 5 anni, quell'impianto è ancora così come era 5 anni fa. Tant'è che hanno presentato il progetto di cui vi dicevo prima per adempiere a quella che è l'autorizzazione rilasciata nel 2017. Allora io capisco che tutti questi sono passaggi tecnici,
Qualcuno potrà pensare che non riguardano quest'Aula, e invece la riguardano e come? Perché noi qui siamo in un'aula legislativa, noi scriviamo le norme, lo ricordava l'assessore stesso stamattina, se le norme sono sbagliate le possiamo modificare. Il piano regionale tutele acque è approvato da una giunta regionale, non è approvato da chissà chi. Il parere sul piano regionale tutele acque viene rilasciato in 4ª commissione, per cui se si vuole cambiare quel piano lo si può cambiare. Poi però ci sono le norme nazionali, anche quelle europee, che quelle non si possono cambiare e che vanno rispettate lo stesso. Allora, noi abbiamo voluto porre l'attenzione a questo richiedendo una cosa sola, perché se si leggono bene i 4 dispositivi, credo che sia francamente difficile non poter condividere quello che c'è scritto qui, che è praticamente, chiede solo una cosa, rispettare le norme vigenti. Ora, ovviamente ascolteremo quello che sarà l'ampia discussione e gli interventi dei colleghi per vedere come replicare dopo. Grazie Presidente. Grazie. Apriamo il dibattito. Bene. Pare che non c'è nessuno che voglia intervenire. Do la parola all'assessore. Prego il signor Scocimaro, lei la parola. Grazie Presidente. Io dovrei fare una risposta molto lunga, però vorrei limitarmi soltanto invece a una risposta più concisa, perché io non ritengo che questo sia accoglibile. Ovviamente dalla parte politica mi prendo tutte le responsabilità, di conseguenza se si vuole criticare giustamente da parte dell'opposizione, o secondo me in maniera errata, questa giunta, il sottoscritto è tutto legittimo per farlo. Però, visto che conosco ormai da 4 anni e mezzo il consigliere Sergo e gli riconosco l'indubbia capacità di navigare, pur nella difformità di idee e dell'oceano che ci divide come ideologie, di navigare bene nel Consiglio, però sono stupefatto di questa mozione, perché è una mozione che accusa non tanto la parte politica, che è stata comunque citata da parte del consigliere Sergo, ma soprattutto i miei uffici. E io, come ho detto stamattina, come dico spesso, ormai sono un quarto di secolo che amministro a vario titolo la cosa pubblica e posso confermare che i miei collaboratori, e nel caso specifico in Regione, sono di una qualità più che eccellente e che si fanno, posso dire il mazzo Presidente? Va bene, e si prendono grosse responsabilità, fra l'altro, che non è normale in un ente pubblico andare appunto a portare avanti iniziative e sentire fra le righe che appunto ci possono essere incapacità o peggio collusioni, perché magari si favorisce a macchia di leopardo il territorio, almeno così ho capito, è un'accusa che non si può assolutamente sentire. E se per caso, visto che non abbiamo avuto dei dati specifici, ma delle accuse generiche, passi la parte politica, ma non accetto ai miei uffici, che si dica esattamente dove ci sono gli errori e se tali da essere denunciati alla Procura della Repubblica, perché se no è inutile fare un pastone unico. Ripeto, quindi assolutamente legittime da parte vostra e non condivisibili le critiche alla Giunta e al sottoscritto, inaccettabili le appunto accuse ai miei uffici che posso difendere a spada tratta. Grazie. Grazie. Sergo, se vuole replicare. Sì, ma cosa devo replicare? Allora, Assessore, bene, come detto sempre, per risolvere un problema bisogna essere consapevoli di avere un problema tra le mani. Partiamo da qui. Ora, io le ho dato l'ennesima possibilità di dire anche pubblicamente se abbiamo un problema o meno. Lei può anche difendere chi rilascia le autorizzazioni, che ovviamente le rilascerà adesso. Io delle autorizzazioni che le ho parlato, nel 90% dei casi sono firmate da gente che non è più in Regione.
perché l'autorizzazione di Lignano, direttore, lo sa anche lei, è stata firmata nel 2017, non l'ha firmata lei, non l'ha firmata il direttore di servizio dell'epoca, l'ha firmata il direttore centrale che non c'è più. Per cui non è un attacco agli uffici o alle persone. Qui non c'è questione di attaccare chi che sia, c'è questione di dire che le norme dicono alcune cose, spesso e volentieri abbiamo riscontrato che le autorizzazioni rilasciate dicono altre cose. Io ho potuto parlare di Lignano, se vuole possiamo parlare di Udine, se vuole possiamo parlare di quello che dice il gestore del depuratore di Udine, dove dice che se fossero costretti a trattare tutta la... vediamo, perché è interessante, così parliamo di quello che scrivono gli stessi gestori. Ecco qua. Dice, se oggi interamente trattata, l'originale potenzialità idraulica di progetto non garantirebbe il rispetto dei limiti attualmente vigenti. Quindi cosa vuol dire? Che per garantire i limiti vigenti non stanno trattando la portata di progetto. È una mia deduzione? O è scritto qui nero su bianco? Se per lei non trattare la portata di progetto di un depuratore su scelta unilaterale del gestore è normale, per me è normalissimo. Lei mi dirà va in procura. Io le dirò la Regione dovrebbe diffidare il gestore ad ottemperare quelle che sono le autorizzazioni, perché così prevede il 152 e se non lo fa, lo diffida e non lo fa, gli revoca l'autorizzazione allo scarico. Vero o no? È vero. Allora, è inutile che lei ogni volta sposti la palla in tribuna anche se dice che non lo fa, perché questa è una vostra competenza. Adesso io voglio vedere, visto che sto leggendo anche in questi giorni, quanti soldi, ho ancora 2 minuti e mezzo, Presidente, quanti soldi del PNRR noi prenderemo in Regione per adeguare quegli impianti. Perché se anche lì, come è successo già con gli acquedotti, dove in tutta la provincia di Udine non è stato chiesto €1 del PNRR per sistemare gli acquedotti, quando poi scriviamo che abbiamo il 40% di perdite idriche negli acquedotti in provincia di Udine, ma ci lamentiamo della siccità, però perdiamo il 40% dell'acqua non si sa dove perché abbiamo un acquedotto che evidentemente fa colabrodo e non abbiamo chiesto €1 di soldi PNRR per sistemare il nostro acquedotto. Voglio vedere adesso se succederà la stessa cosa anche con la depurazione. E se succederà la stessa cosa anche per la depurazione è perché non si vuole prendere consapevolezza che abbiamo un problema. Allora probabilmente non abbiamo un problema. Prendo atto. Quindi prendo atto che sversare 380.000 unità facenti colonia, come abbiamo ovviamente scritto, detto e riportato ovunque, di Escherichia-coli in un corpo idrico, che sia esso usato per l'irrigazione delle nostre acque, quindi con cui diamo l'acqua ai nostri cibi, sia esso destinato alla vita dei molluschi o sia esso destinato alle acque di balneazione, non è un problema. Però, Assessore, se sversare 380 unità facenti colonia non è un problema, quando il limite consigliato dal 152/2006 decreto legislativo prevede 5.000, limite che è imposto dal piano regionale tutela acque dal 2018 e nonostante le autorizzazioni che sono state aggiornate dopo il 2018 non è mai stato imposto quel limite o comunque in rarissimi casi. Questo, ripeto, se questo non è un problema, allora io torno a ribadire quello che vi ho già detto a gennaio del 2022. Chiudiamo gli impianti di depurazione, risparmiamo in manutenzione, risparmiamo in appalti di lavori totalmente inutili rispetto a quello che dobbiamo fare. Non paghiamo le bollette. Vantaggi per tutti. Vantaggi per tutti. Però allora assumetevi questa responsabilità, almeno. Se no fate quello che dicono le norme e fate imporre quello che dicono le norme.
Molto semplice, la scelta è vostra, io non posso farlo. Io non posso farlo, più di fare il consigliere regionale, darvi in questo caso un indirizzo, perché questo è un atto di indirizzo. Io più di questo non posso farlo, però poi le conseguenze e le responsabilità ve le assumete voi. Se poi ci sono sindaci che nel pieno della stagione estiva sono costretti a firmare ordinanze di divieto della balneazione per chiudere le proprie spiagge, la responsabilità non è di chi dice che c'è un problema, è di chi quel problema non lo vuole vedere. Grazie Presidente. Grazie consigliere Sergo. Budai si è iscritto a parlare, è già finita la discussione? Ah no. Bene, allora è conclusa la discussione relativa alla mozione. Procediamo quindi alla messa in votazione della mozione numero 344, impianti di depurazione, a firma Sergo, Capozzela, D'Azzova e Ussai. Aperta la votazione. È chiusa la votazione, la mozione è respinta. Bene.